mi sento più sicuro di me, sono sincero. Sono rimasto male perché non pensavo mai che mi succedesse queste cose qua. Diciamo, ho avuto un trauma, difatti adesso che ho il banco nuovo, ho paura diciamo, che mi succeda ancora. Non ti sei più tranquillo come una volta. Enzo Monaro è profondamente scosso, glielo si legge in quegli occhi dolci mentre ci racconta cosa gli è successo. L'82enne si è ritrovato senza 1.500 euro sul conto in pochi minuti. Come ogni giorno Enzo si è recato a fare la spesa nel supermercato a pochi metri da casa, a Selvazzano, quando mentre caricava la spesa in macchina si è reso conto di non avere più con sé il bancomat. Allora sono tornato indietro, ho chiesto alla cassiera se casomai ho dimenticato qualcosa e mi hanno detto no, tranquillo Monaro, l'ho vista io che ho messo in dentro sulla tasca. Allora cosa ho preso? Sono andato direttamente a casa, ho lasciato le borse che spontaneamente sono distratto e ho pensato sia mia moglie e mia figlia mi detto meglio che vado in banca diciamo, a bloccare, ma purtroppo ho bloccato sì, ma si vede che qui che mi hanno portato via il banco, ma hanno già prelevato 1.500 euro. Sono bastati 13 minuti ai ladri per andare nella vicina banca Crédit Agricole e prelevare i contanti. Probabilmente lo stavano seguendo da giorni ed erano riusciti a scoprire il codice del bancomat. Dall'analisi dei tabulati è emerso inoltre che i malviventi hanno effettuato anche altri tentativi di prelievo dal Bignasico, fortunatamente senza successo. È anziano e sono persone anche più fragili, più indifese, più lente diciamo anche perché comunque cioè, la cosa strana di questa vicenda è il tempo di esecuzione perché in solo 13 minuti da quando lui ha pagato diciamo, la spesa a quando hanno fatto il primo prelievo sono passati 13 minuti, perciò era tutto organizzato, lo stavano probabilmente anche pedinando da qualche giorno. Anche i carabinieri hanno detto così. Enzo è un anziano invalido poiché privo di un braccio, una persona fragile che va protetta e tutelata, come chiede anche il figlio Massimo, che lancia un appello alle istituzioni. Mi sento proprio di chiedere alle istituzioni ecco, di vigilare di più, soprattutto all'interno di questi centri commerciali, di questi supermercati, che ci sia più controlli, soprattutto per gli anziani, ma anche per tutti, perché comunque questa storia che cioè, è incredibile e potrebbe succedere a tutti.